Veneto dichiara lo stato di calamità, fiumi in piena, smottamenti e mareggiate, ma i danni sono stati limitati, ha detto il presidente Zaia, dall'entrata in funzione dei bacini di laminazione. Continuano senza sosta le ricerche del vigile del fuoco scivolato ieri nel canale Rui a Puos dal Pago. Era fuori servizio, stava aiutando il papà a sistemare dei sacchi di sabbia. Venerdì da bollino rosso nell'Alta Marca per i comuni riviereschi del Piave. Il fiume ha raggiunto la sua piena poco dopo mezzogiorno, esondazioni in area golenale a Ponte di Piave e Zensona. La mareggiata devasta le spiagge del litorale veneto da Bibione a Sottomarina, danni ingenti a Jesolo Pineta. Il mare ha cancellato 2 chilometri di spiaggia. La piena del Tagliamento, chiuso e poi riaperto nel pomeriggio il ponte tra Veneto e Friuli sulla Triestina, rotto l'argine del taglio, tracimazioni tra San Michele e Caorle. Un mese fa la strage del bus è precipitato dal cavalcavia a Mestre, 21 i morti, un'inchiesta aperta e tanti interrogativi ancora senza una risposta. Blitz della finanza di Vicenza in una villa dell'Alto Vicentino censita nel catalogo regionale delle ville venete. Durante un evento enogastronomico sono stati scoperti 3 lavoratori in nero. TG del Veneto, buonasera, ben ritrovati. Dopo la lunga diretta di Antenna 3 facciamo il punto con i nostri telegiornali della sera sulla ondata di maltempo che ha colpito la nostra regione, sempre in allerta ovviamente con i tecnici della protezione civile, i primi cittadini e tutti che hanno contribuito insomma alla gestione dell'emergenza. Il Veneto ha dichiarato lo stato di calamità, un maltempo in cui i danni però sono stati limitati anche grazie ai bacini di laminazione che sono entrati in funzione. Facciamo il punto con la conferenza stampa del presidente Luca Zaia. Ovviamente non abbassiamo la guardia, siamo ancora in fase di allerta, fra l'altro anche con degli allarmi rossi. E dall'altro però voglio ricordare che le opere del 2010 che ho messo in cantiere allora, che cubano più di 2 miliardi di euro poi di attività fatte, ci hanno permesso di essere operativi. Caldogno, Montebello, Muson dei Sassi, i bacini di laminazione hanno funzionato e alleggerito la pressione nei fiumi durante la piena, rivelandosi determinanti nell'evitare conseguenze peggiori dall'ondata di maltempo che ha attraversato il Veneto. Abbiamo avuto qualche dissesto, qualche frana che ha interessato la sede stradale a Fener, a Miane, a Cison di Valmarino, insomma prevalentemente nella zona pedemontana, ma anche qualcosa in montagna in Cadore. Poi abbiamo avuto qualche allagamento localizzato prevalentemente nella zona pedemontana, con qualche corso d'acqua che si è ingrossato rapidamente, penso per esempio al Soligo ieri, e infatti Follina è stato uno dei punti dove abbiamo registrato le precipitazioni piovose maggiori. Ora inizia la conta dei danni, che dovrà necessariamente partire proprio dal monitoraggio degli argini. Da questo punto di vista, peraltro, il piano di contenimento delle nutrie non ha funzionato e rappresenta un ulteriore problema. Il Veneto intanto ha dichiarato lo stato di calamità. Ho sentito che il presidente Meloni a livello nazionale dichiarerà lo stato di calamità e il Veneto c'è a pieno titolo, visto e considerato quello che è accaduto e sta accadendo. Per i danni catastrofali patiti quest'anno in Veneto, soprattutto le grandinate estive, non c'è però ancora traccia di stanziamenti a livello nazionale, per cui le nuove richieste andranno a sommarsi alle vecchie. Zaia risponde infine alle polemiche sulla chiusura delle scuole in alcune zone particolarmente a rischio della regione. Ha fatto bene l'unità di crisi coordinata dall'assessore Bottacin a valutare questo, ne avevamo parlato anche i giorni prima. Noi dobbiamo sempre far collimare gli interessi ovviamente dei cittadini con ovviamente quello che viene prima di tutto, che è l'incolumità dei cittadini stessi. Nel bellunese a Puos la speranza di ritrovare in vita Walter Locatello è d'obbligo, ma ormai i margini sono ridotti sotto il minimo. Quanto accaduto ieri sera a Walter Locatello a Puos lascia tutti senza parole. Proprio lui, vigile del fuoco, esperto e non in servizio, è scivolato nel canale Rui sotto gli occhi del padre Giacinto. Altre persone lo hanno visto combattere contro la corrente per alcune centinaia di metri e hanno anche tentato di lanciargli una fune, ma senza che lui riuscisse ad afferrarla. Ancora non abbiamo avuto esiti dall'attività di ricerca, ma insomma continuiamo nonostante anche le pessime condizioni atmosferiche. Provato da quanto accaduto anche il prefetto di Belluno. Solidarietà e vicinanza fraterna ai vigili del fuoco. C'era il vice comandante, l'ingegner Calore, che ci ha raccontato la dinamica in cui Walter Locatello si è trovato ieri
fuori dal servizio, è stato chiamato dal papà, da amici, perché sono abitazioni quelle soggette ad allagamenti, e è scivolato in questo canale di scolo. Ancora più provato il sindaco di Alpago, il cui municipio è proprio a Puos. Lui e Locatello, diventato padre appena lo scorso agosto, erano coetanei, si vedevano e si conoscevano. Walter, sì, è di Puos, abita proprio qui e quindi ogni tanto lo incontravo anche in piazza, una brava persona, un bravo ragazzo. Lei so che ha visto anche la famiglia. Sì, siamo andati a parlare assieme alla famiglia e insomma il momento è quello che è. So che i Vigili del Fuoco hanno messo a disposizione tutto quello che potevano mettere già da ieri sera, e quello che mi sento di dire è insomma di dire grazie a tutte quelle persone che si stanno occupando di questa cosa adesso. Un centinaio gli uomini che, tra i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino e volontari, non hanno mai smesso un secondo le ricerche, scandagliando il Rui fino ad arrivare al lago di Santa Croce. Ogni tentativo è purtroppo stato vano, e le parole del prefetto sintetizzano purtroppo il sentimento comune. Speriamo in un miracolo, anche se temiamo il peggio. Il secondo disperso è stato trovato senza vita, Daniele Foghin, quarantenne di Mozzecane, siamo in provincia di Verona. Non si avevano più notizie di lui dalla mattina di mercoledì, quando aveva mandato una foto della cima del Corno d'Aquilio nei Monti Lessini nel Veronese. Non appena il maltempo ha concesso una tregua, la nebbia si è diradata, è stato possibile far decollare gli elicotteri per avvicinarsi in perlustrazione alle ripide pareti. Il corpo dell'escursionista era precipitato per un'ottantina di metri sotto le creste che guardano la Val d'Adige. Sul posto i soccorritori del Soccorso Alpino, della Guardia di Finanza e del Soccorso Alpino. La salma è stata oggi recuperata. Venerdì tavolino rosso soprattutto nell'Alta Marca e nei comuni riviareschi del Piave. Il fiume ha raggiunto la sua piena poco dopo mezzogiorno. Mobilitati i sindaci, la protezione civile, esondazioni in area golenale a Ponte Zenson di Piave. Guardate. Alla fine è arrivata tra le 12 e le 13 la tanto attesa piena del Piave, attestandosi poco sotto i 7 metri. Così hanno certificato le aste idrografiche presenti lungo il corso d'acqua, sorvegliato speciale di fatto da inizio settimana con i centri operativi comunali, i COC, che hanno lavorato senza soluzione di continuità, come a Ponte di Piave, dove nella notte è arrivato un nuovo ordine di evacuazione per 10 famiglie, 2 le persone alloggiate in casa di riposo. Abbiamo ritenuto proprio rispetto a questa necessità di intervenire immediatamente, mettendo già in sicurezza dalle prime ore dell'alba, proprio per evitare insomma di trovare spiacevoli situazioni anche di ingresso di acqua all'interno delle abitazioni, anche perché c'è una confluenza anche del Cre2 e della Negrisia, che sono 2 fossati che chiaramente sono anche oltre il livello e che quindi vanno a confluire poi nel Piave. Allo stato attuale sono rientrate nelle proprie abitazioni le famiglie di via Piave, restano evacuate quelle di via Zattere. La strada che porta nelle case risulta ancora allagata, da valutare eventuali danni. Da Ponte di Piave a Zenson il fiume ha invaso le prime aree golenali. In via Ansa il colpo d'occhio impressionante, anche nella zona della trincea del primo conflitto mondiale, una sorta di lago che lambisce senza toccarle le abitazioni. Risalendo il Piave, l'acqua impetuosa. A Ponte della Priula, un'altra fotografia inedita in un anno contrassegnato dalla siccità. Sul ponte tanti automobilisti rallentano in un misto di curiosità e apprensione. Tra i comuni rivieraschi, dove si tira un sospiro di sollievo, c'è anche Breda. In via del Passo a Saletto l'acqua è poco sotto la soglia, ma lo scampato pericolo non è un caso fortuito. Sta correndo fortunatamente, come è successo anche nei giorni passati. Sta arrivando al livello, però fortunatamente ancora la situazione è sotto controllo e lo rimarrà anche nelle prossime ore. La fortuna è stata fatta un'opera importante da parte della Regione Veneto qualche anno fa. Noi abbiamo il centro operativo naturalmente aperto, ma non si è reso necessario fare nessun tipo di attività se non quella di informazione alla cittadinanza che siamo operativi. Operatività garantita anche stavolta da forze dell'ordine, vigili del fuoco, volontari. Se posso, ultimissima battuta, ringraziare come sempre loro e i nostri angeli gialli, io li chiamo così, perché senza di loro noi amministratori non potremmo essere niente e non potremmo comunque aiutare le persone. Quindi grazie a voi e grazie a tutti i volontari di protezione civile.
Ha raggiunto un'altezza massima di circa 1,50 m invece la piena del fiume d'Adige, prevista intorno alle 14 di oggi a Verona. Nella notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre era stata toccata all'altezza di 1,90 m. Per questo motivo non si sono verificate le condizioni per l'apertura della galleria Adige Garda. La situazione è complessivamente sotto controllo, costantemente monitorata dalla squadra messa in campo e coordinata dall'amministrazione comunale attiva da giorni su tutto il territorio cittadino, con una particolare attenzione ai punti critici di esondazione che si trovano in prevalenza in centro storico. Ponte Nuovo è sotto controllo, resta costantemente monitorato. Secondo gli ultimi accertamenti il livello del fiume è inferiore alle previsioni, la piena è transitata senza problemi. Siamo a Jesolo invece, dove superano complessivamente il €1.000.000 i danni provocati dall'ultima mareggiata. A Pineta il mare ha letteralmente cancellato la spiaggia per oltre 2 chilometri. Il periodo è storicamente quello delle mareggiate, ma quest'ultimo passaggio di maltempo ha lasciato particolarmente il segno sulle spiagge di Jesolo. Da lunedì comincerà ad essere asportato tutto il legname che si è accumulato sulle spiagge e solo questa operazione dovrebbe avere un costo attorno ai €200.000. Poi ci sono i danni agli stabilimenti e alle dune di protezione. Sono sicuramente ingenti i danni al patrimonio privato, però ci saranno anche danni al patrimonio pubblico, perché ovviamente tutta questa sabbia che è stata erosa dovrà essere gioco forza riportata nella prossima primavera e sicuramente saremo sopra il €1.000.000 di danni. Quindi i danni sono contenuti, nel senso che riguardano una porzione del territorio, però sono assolutamente ingenti e non ce la faremo ovviamente solo come comune a sostenerli. A Jesolo Pineta si trova il tratto di litorale storicamente più a rischio erosione, una circostanza confermata anche questa volta. Siamo nella zona più critica di Jesolo, una delle zone più critiche di Jesolo, una zona più esposta alla mareggiata, e quando il forte vento e il mare batte succedono queste situazioni qua. Non è rimasto niente praticamente? No, praticamente non è rimasto niente. Nei scorsi giorni aveva lambito un pochino la passeggiata, ma questa notte col forte vento è stato portato via tutta quanta la passeggiata. Secondo una prima stima, qui la mareggiata ha portato via circa 20.000 metri cubi di sabbia accumulati sulle dune. Rimettere a posto la spiaggia non sarà semplice e c'è già qualche timore per la prossima stagione. Ovviamente la voce va alla Regione, sappiamo che è sempre vicina e quindi non abbiamo dubbio che risponderà, però noi ogni anno impieghiamo almeno €500.000 per il ripascimento. Con il bilancio del Comune sono delle cifre molto importanti. Quest'anno andremo sicuramente oltre, quindi abbiamo assolutamente bisogno di un sostegno ulteriore. Poi ci sono i timori tra Veneto e Friuli Venezia Giulia di oggi per il passaggio della piena. Siamo al tagliamento, chiuso in mattinata il ponte sulla Trestina, poi riaperto nel tardo pomeriggio. Continua comunque il monitoraggio del fiume, come vedete nelle immagini. Nel pomeriggio il canale Taglion ha rotto l'argine con tracimazioni nel terzo e settimo bacino a San Michele al tagliamento, Brussa e Villa di Caorle. Guardate, le immagini sono impressionanti. E l'entrata in funzione del bacino di Caldogno, siamo nel Vicentino, ha permesso di calmierare la piena del Bacchiglione. Siamo con la nostra Luisa Bertini. Quello che vedete alle mie spalle è il bacino di Caldogno, che stanotte è stato attivato per permettere di alleggerire la piena del Bacchiglione. È la seconda volta che viene attivato dopo quella del 2020, realizzato a seguito della grande alluvione che colpì diversi comuni del Vicentino nel 2010. Ieri sera, aperto oltre a quello di Montebello, la sua entrata in funzione ha permesso di rallentare la piena del Bacchiglione, che aveva superato i 4,30 m a Ponte degli Angeli. Verso le 21 hanno deciso di aprire, visto che il livello del fiume si stava alzando a Vicenza, e sono state aperte tutte e 4 le paratoie per 2-3 ore, e comunque tutto gestito dal personale del Genio Civile dalla Regione, quindi che ha cura e ha il compito di gestire l'apertura e la chiusura. Notte di apprensione passata lungo gli argini, che ormai è alle spalle. Abbiamo qui sotto 4 paratoie di ingresso nella prima vasca. La prima vasca è un po' più grande delle due, il volume totale del bacino contiene circa 4 milioni di metri cubi. La prima vasca appunto è più grande, la seconda è più piccola, si confida di non usarla mai, speriamo, insomma. E già la prima, come potete vedere, è stata allagata, ma per non tantissimo. Già però questo ha aiutato Vicenza e i comuni, insomma, dell'asse del Bacchiglione a salvarsi, a non avere problemi di nessun tipo, a quanto pare,
per la portata comunque importante del Bacchiglione ieri sera, o del Timonchio qui e il Bacchiglione poi. Cambiamo argomento perché oggi, ad un mese esatto dalla tragedia della strage del 3 ottobre, ricorderete la strage dell'autobus di Mestre precipitato dal cavalcavia, ad un mese esatto dalla tragedia, sono ancora troppi gli interrogativi. Facciamo il punto. La più giovane si chiamava Charlotte, di nazionalità tedesca, aveva soltanto 1 anno e mezzo. Era una delle 21 vittime del bus piombato giù dal cavalcavia di Mestre lungo via della Pila a Marghera, dove sono riuscite a sopravvivere 15 persone, con una bimba di appena 4 anni ancora in condizioni critiche all'ospedale di Padova. Ad un mese dalla strage, con le indagini della Procura di Venezia in corso, ancora tanti gli interrogativi aperti e un'unica terribile certezza, quella di un futuro strappato per chi non c'è più. E in più c'è tutta la vicenda umana di questo mese legato a valutazioni, verifiche. La gente ti ferma continuamente e chiede perché, cos'è successo. Noi sinceramente, io personalmente come assessore di questa città mi auguro che presto la Procura continui nelle valutazioni e che le indagini ci facciano capire a tutti noi quello che è veramente successo. Conoscere la verità è rinchiusa in quella scatola nera rimasta danneggiata dalla caduta prima e dalle fiamme poi. La cui memoria ora si spera di ritrovare grazie al suo salvataggio custodito a Francoforte, in Germania, tra le nuvole dei cloud. Credo che gran parte della verità stia su quel mezzo purtroppo distrutto che abbiamo oggi in area sequestrata in via Torino. Lunedì prossimo, 6 novembre, l'udienza di conferimento dell'incarico per gli ulteriori approfondimenti disposti dalla Procura sul cuore dell'autista Rizzotto. Giovedì 9 la seconda perizia sul guardrail, ancora oggetto di sequestro, che pende con i suoi pezzi a brandelli sopra le teste di chi lo osserva dal punto della caduta del bus. È impressionante, è proprio sulla pelle viva vedere questi ferri, il guardrail appeso, sospeso. Sospesa come la verità chiesta per l'intera famiglia di nazionalità rumena sterminata dal bus, dalle sorelline Giorgina e Aurora, 13 e 8 anni appena, e ancora Daria e Anastasia, 12 e 10 anni, da quel bimbo mai nato e morto con la sua mamma Alessandra, che da 8 mesi lo portava in grembo. Verità chiesta da più comunità per tutte le vittime e i feriti nella strage del bus di Mestre di quel tragico e maledetto 3 ottobre 2023. Siamo a Vicenza, un detenuto ha aggredito un agente nel carcere San Pio X, lo ha reso noto l'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria. Carcere San Pio X, un detenuto che già 2 giorni fa aveva causato l'incendio della propria cella, oggi aggredisce un agente di polizia penitenziaria impegnato alla manutenzione della porta del bagno e della cella rotta dallo stesso detenuto. Lo rende noto l'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria, secondo cui l'aggressore avrebbe provato a tagliare la gola al poliziotto usando un pezzo di plexiglass della finestra rotto in precedenza e, non riuscendo nel suo intento, avrebbe provato a strangolarlo. Solo grazie al tempestivo e decisivo intervento di altri poliziotti si è scongiurato il peggio ed è stato ripristinato l'ordine all'interno della casa circondariale di Vicenza. L'agente, immediatamente trasportato all'ospedale San Bortolo, è ancora in osservazione. Secondo il sindacato è l'ennesimo grave episodio di violenza subito dalla polizia penitenziaria. Per questo si chiede l'immediato trasferimento del detenuto responsabile di numerosi reati. Siamo nel Padovano ora dopo la condanna in primo grado a 24 anni di carcere per l'omicidio del fidanzato Mattia Caruso. Valentina Boscaro, insieme al suo avvocato, fa la richiesta per gli arresti domiciliari. È già stata presentata al Tribunale del Riesame la richiesta di attenuazione della misura della detenzione in carcere per Valentina Boscaro, la 32enne padovana, in cella da 10 giorni dopo essere stata condannata in primo grado per l'omicidio di Mattia Caruso avvenuto il 25 settembre del 2022. I legali della giovane, Ferdinando Bonone e Alberto Berardi, hanno fatto richiesta per ottenere gli arresti domiciliari. A giorni dovrebbe essere fissata l'udienza per decidere se accordarli o meno. Valentina, durante le indagini e il processo, è sempre stata ai domiciliari nella sua abitazione di Montà con il braccialetto elettronico, un aspetto questo sottolineato dalla difesa.
Al momento della sentenza però il giudice ha disposto la detenzione in carcere motivata dal pericolo di fuga e di reiterazione del reato. A Valentina, mamma di una bambina di 6 anni, è stata sospesa la responsabilità genitoriale. La figlia ormai da quasi un anno vive nel Lazio con il suo papà che ha ottenuto l'affidamento esclusivo. Valentina Boscaro aveva confessato il delitto di Mattia Caruso, ucciso con una pugnalata al cuore solo qualche giorno dopo. Prima aveva fornito versioni diverse. Per questo nella sua requisitoria il pubblico ministero aveva chiesto l'ergastolo, ma alla fine il giudice l'ha condannata a 24 anni di carcere. La Guardia di Finanza scopre 3 dipendenti senza un regolare rapporto di lavoro in un evento organizzato in una villa veneta del Vicentino. Comminate inoltre sanzioni per assenza di titoli autorizzativi e sospensione dell'attività imprenditoriale. Blitz della Guardia di Finanza di Vicenza in una villa dell'Alto Vicentino censita nel catalogo regionale delle ville venete durante un evento enogastronomico dove sono stati scoperti 3 lavoratori in nero. Con le fiamme gialle ha operato anche l'Ispettorato del Lavoro. Durante le attività è stata riscontrata la presenza di figure professionali, sia lavoratori, dipendenti che autonomi, impiegati in violazione delle norme a tutela del lavoro e della legislazione sociale. In particolare è stata rilevata la presenza di 2 camerieri in nero e l'omessa comunicazione di un rapporto di lavoro autonomo occasionale per un sommelier, facendo scattare sanzioni per 2.500 euro e la sospensione dell'attività imprenditoriale. Ci fermiamo con il telegiornale del Veneto, dopo di noi il telegiornale di Venezia. Siamo ora alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. Prosegue il via vai di perturbazioni sull'Italia, con fasi di maltempo che ci accompagneranno anche nel corso del weekend. Vediamo il dettaglio di sabato 4 novembre. Sul Veneto brevissima tregua al mattino con condizioni asciutte e cielo poco nuvoloso, mentre nel pomeriggio tenderà nuovamente a peggiorare con piogge via via più diffuse e localmente anche intense. Le temperature saranno in lieve calo, minime sui 2-8 gradi, massime invece comprese tra 10 e 15 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui inizialmente ampio soleggiamento, poi dalle ore pomeridiane precipitazioni anche moderate, in aumento nella notte tra sabato e domenica con possibili fenomeni intensi. Vediamo le temperature, le minime saranno comprese tra 6 e 11 gradi, le massime si attesteranno invece tra i 15 e i 17 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato al mattino, a seguire avremo rovesci un po' ovunque, limite delle nevicate fra 1000 e 1300 metri di quota. Temperature minime intorno ai 2 gradi, massime sugli 11 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.